La prima impresa regionale, quella turistica, apre le porte ad una nuova stagione con prospettive di ampio respiro. Se i voli extracontinentali destinati al turismo sono ancora pochi, in Veneto i turisti di prossimità confermano la loro consueta presenza. Questi 2 anni sono stati 2 anni negativi, ovviamente la pandemia ha colpito tutti i settori, il settore turistico forse è quello che ha pagato più di tutti, arrivando addirittura nella città d'arte ad avere un meno 80% di presenze. Oggi però siamo già in una fase di ripartenza molto importante, luglio e agosto ci danno un tasso di prenotazioni molto elevati, in certi casi al mare addirittura del 70-80% per quanto riguarda l'occupazione di posti letto ad agosto. Ovviamente il settore che ancora paga di più la situazione sono proprio le città d'arte. Noi contiamo di ripartire anche da queste grazie alla riapertura internazionale dei nostri aeroporti e soprattutto dei voli extraeuropei. Un settore che tira le somme degli addetti ai lavori, contando nel 2020 quasi 20.000 occupati in meno rispetto al 2019, di cui più della metà riguardano professioni qualificate di servizi. In questi 2 anni molte persone hanno cambiato lavoro a causa proprio del blocco del sistema turistico. Gli operatori mi dicono che hanno difficoltà a trovare lavoratori nel campo turistico con la ripartenza. Ora farli rientrare non è facile, credo che il lavoro debba essere incentivato. Per poter pagare di più queste persone è anche necessario defiscalizzare il costo del lavoro, quindi il messaggio che noi mandiamo al governo è questo: le imprese hanno bisogno di personale, per trovare personale lo devono pagare di più, per sostenere questi costi, dato che le imprese sono in difficoltà, hanno bisogno di un'importante defiscalizzazione. Defiscalizzazione e formazione quindi come parole d'ordine per adeguare l'offerta di lavoro ad una domanda sempre più esigente. Abbiamo bisogno anche di formare i nostri operatori, i nostri giovani, che devono capire che nel turismo hanno delle possibilità. Abbiamo delle scuole formative attrezzate, vogliamo creare anche delle business school legate al turismo, perché abbiamo bisogno di vari livelli di formazione, dal cameriere di sala fino al manager di hotel. La filiera ha la necessità di crescere assieme.